quantità di denaro che viene trasferito dallo Stato per la prestazione professionale del farmacista è sicuramente in questi anni ridotto in maniera sensibile. Questo ha portato a una crisi generale del sistema che, coniugata con l'apertura delle prossime farmacie a seguito del decreto Monti che sta arrivando adesso al traguardo, potrebbe essere ancora più dirompente sul sistema distributivo italiano. Abbiamo molti purtroppo giovani in cerca di occupazione. La Federazione dei Farmacisti Italiani sta puntando fortemente su una rivalutazione del professionista e quindi stiamo facendo in maniera di portare avanti dei progetti concreti che possano mantenere ancora il farmacista al centro della distribuzione del farmaco e quindi poter essere davvero ancora quell'interlocutore che tutti conosciamo. Ci sono farmaci che non arrivano direttamente nelle farmacie, per cui c'è un possibile disagio per l'utente. Sicuramente si può fare molto. Io ho presentato in finanziaria l'anno scorso un emendamento alla stabilità nella quale pensavamo di riportare questi farmaci innovativi che possono essere distribuiti sul territorio direttamente dalle farmacie, calcolando ovviamente un prezzo di remunerazione del farmacista consono alla sua professionalità. Ecco, questa è la via su cui noi dobbiamo battere, questa è la via che io ho battuto. A che punto è adesso questo problema? Siamo a buon punto, l'AIFA sta riorganizzando le liste per poter individuare questi farmaci che troveranno una possibilità di distribuzione sul territorio e alcune regioni, per esempio la Lombardia, hanno già cominciato a mettere in atto il mio emendamento, quindi potendo cominciare le persone ad andare nelle farmacie di prossimità invece che magari raggiungere l'ospedale.